Rieccoci insieme, allora salutiamo Monica Bombieri che sostituisce il caffè, invece lei è responsabile INAS CISL, patronato della CISL, e andiamo subito sulle modalità con cui andare in pensione. In Italia 2025 ci sono 59 modi diversi con cui andare in pensione. Yuppi, chi li sceglie questi modi? Cosa sta succedendo? Cosa si prospetta per la pensione 2025? Allora, diciamo che negli ultimi anni si sono susseguite nuove norme per cui hanno fatto sì che si ampliasse la modalità di accesso alla pensione. Con la legge di bilancio del 2025 non sono stati portati grandi stravolgimenti, sono state confermate delle misure che erano previste in scadenza al 31 dicembre 2024 e che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2025. Parliamo della quota 103 che prevede 62 anni di età, 41 anni di contributi per accedere alla pensione. Ha qualche limitazione, nel senso che il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema interamente contributivo e fino all'età pensionabile l'importo della pensione erogato è limitato a 4 volte il trattamento minimo, quindi più o meno 2.400 euro, che poi tornerà ad essere un importo pieno quando si raggiungerà i 67 anni di età, quindi l'età pensionabile. Conviene oppure no questa modalità? Lì bisogna fare i calcoli perché non c'è una risposta generica che valga per tutti i lavoratori. Quindi attenzione bene, perché una volta che si accetta... Sì, bisogna ponderare ed entrare puntualmente nella posizione di ogni singolo lavoratore, perché anche due colleghi che possono avere una carriera simile o comunque molto vicina, non è detto che possano avere gli stessi benefici o la stessa modalità di uscita in pensione. Certo. Quindi ci vuole una verifica della posizione, entrare nel merito della contribuzione e quindi fare le dovute riflessioni. Certo, infatti voi consigliate sempre di andare a farvi fare i calcoli, poi ci sono algoritmi che sfuggono al calcolo degli umani, quindi bisogna avere... Questo è importante, prima di prendere una decisione. Poi parliamo dell'APE sociale, 63 anni di età. Sì, 63 anni, 5 mesi, perché è stata un attimino anche allungata, sì. E servono 30 o 36 anni di contribuzione ed è legata però a determinate situazioni, quindi in base alla tipologia di lavoro che si è svolto, se si tratta di persone che hanno perso il lavoro e quindi hanno goduto della NASPI, che è l'indennità di disoccupazione, oppure hanno effettuato nella loro carriera lavori particolarmente faticosi o gravosi. Quindi bisogna stare attenti anche ai requisiti, non è sì, non è per tutti, cioè non è solo età e contribuzione, ma poi ci sono altri requisiti necessari. C'è poi l'opzione donna. Sì, anche l'opzione donna nel tempo è cambiata. Oltre ai 35 anni di contribuzione effettiva servono 61 anni di età, questi requisiti devono essere maturati al 31 dicembre 2024 e l'età anagrafica può essere ridotta qualora ci sia uno o più figli, quindi di un anno per ogni figlio, 60 anni se si ha un figlio, 59 se si hanno 2 o più figli. E anche qui servono delle condizioni particolari, per cui o essere caregiver, quindi assistere un familiare disabile, convivente, oppure essere invalidi almeno al 74%, oppure aver perso il lavoro e far parte di un'azienda in crisi, e quindi insomma ci sono delle situazioni anche lì un po' stringenti. Andiamo alle modalità ordinarie per andare in pensione, quelle restano, sì. Però ci sono forse qualche cambiamento? Allora diciamo che le due modalità principi sono la pensione di vecchiaia, e quindi 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, anche lì con una serie di deroghe in base a dove si colloca la contribuzione, e poi c'è la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, questa non legata all'età anagrafica,
che prevede un calcolo dell'importo della pensione con il sistema misto. E poi ci sono una serie di anticipi ulteriori che sono stati introdotti negli anni, come la pensione per i lavoratori precoci, quindi chi ha cominciato a lavorare molto giovane, con un anno di contribuzione entro i 19 anni di età e 41 anni di contributi, e in più deve aver situazioni particolari, torniamo sempre alla invalidità, piuttosto che assistere un lavoratore disabile, un familiare disabile o lavori faticosi. Poi ci sono anche per i lavori usuranti, no? Sono 35 anni. Anche per i lavori usuranti, anche lì legato alla tipologia di lavoro che si è effettuato per almeno un certo numero di anni nella vita lavorativa. Si può optare per il sistema contributivo, insomma le opzioni per accedere alla pensione sono veramente tante. C'è anche l'assegno di inclusione. Sì, l'assegno di inclusione che è nato con la legge finanziaria dell'anno scorso, quindi per il 2024 è prorogato anche nel 2025 e diciamo che ha visto un aumento dell'ISEE, per cui prima si faceva riferimento a un ISEE entro i 9.360, adesso il limite è 10.160, e poi sono aumentati i limiti di reddito che il nucleo familiare deve avere. Quindi è già più agevole, insomma, in qualche modo. Leggermente più agevole, sì. E chi ha usufruito o sta usufruendo dell'ADI a metà anno, insomma, avrà la possibilità di effettuare il rinnovo, perché scade dopo 18 mesi e quindi ci sarà la possibilità di un rinnovo. Ricordatevi quindi del rinnovo. Per le famiglie cosa è previsto? Per i nuovi nati, gli asili nido, i congedi, c'è qualche novità? Vediamo anche la slide di supporto. Sì, allora è stato introdotto un bonus nuovi nati, per cui bambini nati nel 2025 si potrà avere un bonus una tantum pari a 1.000 euro se l'ISEE del nucleo familiare è inferiore ai 40.000 euro. È cambiato il parametro con cui si calcola l'ISEE per quanto riguarda i bonus asili nido, quindi lì ci sono ancora dei chiarimenti che devono arrivare, perché al momento siamo ancora con i decreti, non c'è ancora una circolare o un messaggio dell'INPS esplicativo, e comunque insomma diciamo che aumenta leggermente il parametro, mentre i congedi parentali, che sarebbe quella che è chiamata da sempre la maternità facoltativa, prevede che per i primi 3 mesi ci sia l'importo pagato per il periodo di congedo sia pari all'80% della retribuzione, e poi dal 4º mese in poi torna al 30%. Perfetto, quindi per i altri 3 mesi ordinari resta quindi sostanzialmente al 30%, quindi questo è importarlo. Però per avere tutto chiaro bisogna aspettare ancora un pochino, giusto? Perché devono entrare ancora i decreti attuativi. Allora in molti casi sì, devono essere ancora emanate le circolari, i decreti attuativi, insomma per alcune situazioni non ci sono ancora le procedure proprio per l'invio della trasmissione delle domande. Cosa possiamo dire nella complessità della cosa? Siete stati bravissimi, avete fatto un sunto per punti, poi in realtà ci sono tante di quelle diramazioni che bisogna andare presso le sedi dell'FNP, poi del CAF e dell'INCA a seconda delle situazioni, no? Allora, il consiglio che noi diamo è quello comunque di rivolgersi a persone che capiscono e spiegano bene che cosa può succedere, perché la voglia di andare in pensione molte volte rispetto all'età si scontra col fatto che poi si ha una pensione che non è quella che uno si aspetta e che poi una volta che viene liquidata sarà quella per tutta la vita, che subirà tutte le conseguenze di quelle che sono le norme che poi regalano le pensioni. In questi anni abbiamo visto che sulle pensioni si è fatto un gran parlare, perché governi vari che si sono succeduti hanno usato le pensioni come, si chiama cassa, come bancomat per poter varare le leggi di bilancio. Negli anni scorsi la perequazione ridotta per le pensioni sopra 4 volte il minimo, che comunque ha portato, come abbiamo visto in altre trasmissioni, la possibilità comunque di agire dal punto di vista di diffidare quelle che sono le amministrazioni, in questo caso l'INPS, perché ci sono delle iniziative legali in corso per vedere, rispetto alle sentenze della Corte Costituzionale, se e come il governo ha agito in maniera
corretta. Certo. E poi come CISL continuiamo assolutamente a incalzare il governo perché sulla materia delle pensioni si faccia un'operazione di certezza rispetto al futuro, perché come avete visto anche qui lavoriamo e bisogna lavorare con le persone di anno in anno, perché la norma viene reiterata di anno in anno o leggermente modificata, magari facendo immaginare cose che poi alla fine creano problemi. Si parlava e si diceva, è vero l'età pensionabile, ma nessuno tiene conto di quelli che sono i meccanismi con cui poi si calcolano le pensioni rispetto all'età, perché più uno approfitta delle situazioni per poter andare prima, meno avrà dell'importo pensionistico che gli spetta. E questo è un'attenzione assoluta che bisogna avere e bisogna rivolgersi agli uffici, ai nostri uffici del patronato competenti in materia, perché questi possano valutare le singole situazioni, perché ogni situazione è diversa l'una dall'altra. Proprio in 2 parole, rapidissimo, quando si va al CAF e quando si va all'INAS? Allora, CAF partiamo tutta la materia fiscale e anche lì la materia fiscale poi è una materia che interessa le pensioni allorquando le agevolazioni fiscali incidono sulle pensioni. All'INAS la consulenza per tutte quelle che riguardano la categoria dei bonus di cui abbiamo appena detto via e soprattutto per fare la consulenza rispetto alle proprie posizioni pensionistiche. Per quanto riguarda, uno deve fare appunto l'ISEE, va all'INAS o al CAF? Al CAF. L'ISEE al va al CAF. Ma c'è un sistema in CISL per cui gli appuntamenti si possono prendere dall'esterno, ci sono numeri di telefono dedicati per ogni provincia rispetto ai servizi che la CISL offre, per cui si possono andare a intercettare o il CAF o il patronato oppure l'FNP con i propri agenti per poter avere tutte le delucidazioni possibili per non sbagliare su quello che bisogna fare, soprattutto in materia di pensioni. Perché lì diventa importantissimo, anche perché poi anche voi siete specializzati con un ufficio che si occuperà di tutte quelle cose che devono essere sempre chieste per quanto riguarda la pensione, dei diritti. Ricordiamoci sempre che nella nostra nazione vige il principio che un beneficio, una detrazione, un'agevolazione, un vantaggio deve essere richiesto. Non c'è nessuno che te lo viene o qualche amministrazione che te lo venga a proporre senza che tu lo richieda. Allora conoscere, sapere quali sono i benefici e i vantaggi che si possono avere in questo mondo in cui le norme cambiano in continuazione è estremamente necessario per tutelare quello che rispetto al pensionato è il valore della pensione che riceve ogni mese. E poi la situazione può variare di anno in anno, secondo anche della pensione della persona, sì. in che situazione versa, proprio nell'evoluzione anche della situazione fisica della persona. No? Facciamo l'esempio più classico. Adesso sta entrando in vigore il meccanismo dell'andare in pensione con il metodo contributivo, per cui iniziato nel 96 ormai ci avviciniamo all'età possibile per poter andare in pensione. 20 anni bastano, quest'anno entra in vigore una norma in cui si può utilizzare la previdenza complementare per poter raggiungere l'importo minimo necessario a poter andare in pensione, solo che invece di avere 20 anni si passa a 25 anni, attenzione. Nel 2030 si passa a 30 anni, cioè c'è un continuo modifica delle norme che comunque creano difficoltà anche chi può in qualche maniera usufruire di qualche beneficio e ci vogliono persone competenti che riescono a spiegarlo. E allora grazie Francesco Bisognano, del responsabile FNP CISL del Veneto, Dipartimento Previdenza, grazie a Monica Bombieri che è responsabile INAS CISL di Verona, grazie a Riccardo De Stefani, responsabile fiscale CAF CISL Padovero Vigo che ci ha accompagnato nella prima parte. Buon lavoro, ne avrete da fare, voi cari telespettatori rivedete la puntata sul web, su YouTube, focalizzate un po' i vari punti, rivolgetevi alle sedi dell'FNP CISL che poi vi dirameranno a seconda dei problemi al CAF o all'INAS. Buon proseguimento.